inizia questa finale nella bellissima Belbotea Arena. Le due squadre arrivano dalla vittoria in semifinale. Il Mestre Fenice ha schiantato 4-1 gli scudettati del Bissuola, mentre il Marca Futsal ha giocato con la qualità. Gli arbitri possiamo partiti. Ecco la finale dell'Under 15 e le occasioni possiamo dire che sono 1-1 in questo momento. Mestre Fenice però in avanti, si gira, attenzione, vantaggio del Mestre Fenice con Chiapolin, prima rete di questa finale. Il vantaggio è del Mestre Fenice con il numero 6 Chiapolin, riceve palla, la trattiene, si gira e scaraventa. Attenzione, c'è formazione di mister Selimi. Eccolo, forse lo spazio è trovato ed eccolo qui il minimo errore della difesa mestrina regala al minuto 10 e 12 il pareggio di Torresan. Grandissima palla di De Faveri e come un falco Torresan pareggia. Ora però è il Mestre la Marca che è assolutamente galvanizzata da questo pareggio. Olivotto che apre, è una gran conclusione, la sua palla su Cesco, poi c'è però la palla su Omrane viene messo giù da Chechin e qui c'è un fallo, attenzione, 2-1, il vantaggio è del Mestre Fenice. Cerchiamo di rivederlo dal replay, viene dato un vantaggio, vediamo Chechin che apre, i falli sono 2-1. Vediamo un po' il Mestre Fenice, gran botta di Chiapolin, centrale che apre su Olivotto, in campo anche Torresan, adesso De Faveri che si allunga, ci mette il piedone, balle su Chechin, però la palla viene recuperata, nuovamente Chechin la rirecupera e poi c'è il ritratto, ma Chechin ha la meglio, però la palla messa in campo è quella del numero 6 Chiapolin, terza rete del Mestre Fenice che mette la freccia, eccolo qui il play, fa tutto Chechin la pari e si apriranno assolutamente vari spazi, però gli spazi per adesso sono quelli del Mestre Fenice con Omrane, Olivotto ci mette il piedone, Chechin, Granto e non ci sta assolutamente, qui gran botta di Chechin, ci mette Rigo il tutto e attenzione, c'è la palla che batte sulla traversa, poi Chechin aveva probabilmente subito il fallo. Avanti Mestre Fenice, attenzione, grandissima parata colossale da parte di Rigo, Cannavina sulla sinistra, poi Chechin gioca la palla ma Rigo ci mette del suo, nel frattempo ancora bagarra, vediamo Omrane, gran botta, mette tutti d'accordo il numero 7 del Mestre Fenice, 4-1, quarta rete, stavolta partecipa alla gioia del gol il numero 7 Omrane, vediamolo, non c'è scampo per Rigo, stavamo lodando quelle che sono state le sue qualità assolutamente. Torresan, ecco l'apertura ed ecco la possibilità del gol che arriva di Cesco al minuto 16. Si tratta del 4-2 con Cesco, grande quinto uomo che crea superiorità numerica. Qui gran botta, attenzione, la doppietta di Cesco, minuto 18 e 41, Olivotto, un'intuizione pazzesca, una grande idea di strategia, la palla arriva sul secondo palo del vostro teleschermo, qui cerca nuovamente Torresan, palla in mezzo, succede un po' di tutto, ha permesso gli ultimi scampoli di partita, scocca adesso il 27esimo, qui gran botta di Torresan, forse l'ultima gara della partita e eccolo qua, il triplice fischio finale, cari signori telespettatori di questa finale Under 15, la vittoria è del Mestre Fenice, vediamo Michele Di Giambattista assolutamente pronto a consegnargliela, vediamo il tabellone, winner, pronto Omrane, ecco
Eccolo come se segnasse un gol e alza la coppa per il Mestre Fenice. Complimenti a questa società che investe nei giovani, a questa squadra che ha voluto e ha portato a casa la vittoria del titolo regionale Under 15.